Basto solo nella tromba, per scappare mosato vola, mamma fa la sedermietta, per sciaparmi che sto e quando ci chiappava da nulla sulle rose, le zasta ma se c'è una propaganda una volta, ma sempre pizzicata, ma bella ma che corra, e corra ma balla, e corra ma la sa. Ciao, buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata numero 4, giusto Giorgio? Alla numero 4, nona edizione, l'anno prossimo faremo ben 10 anni, quindi faremo la prima stella sulla nostra maglietta. Buonasera da Lello De Lucia e da... Buonasera anche da Giorgio Napolitano, buonasera a tutti, buon giugno nolano, ci siamo addentrati pienamente in questo giugno nolano, non potevamo aprire che con una canzone appunto del grande Beccaio 1978 e corri di Francesco Basile, che è stato in concorso lo scorso anno. Il nostro mood è proprio questo, delle canzoni intramontabili, quelle degli anni passati, più delle canzoni del Novecento, dove appunto abbiamo improntato ormai queste 9 edizioni di Cantanola Gigli di Noi Radio. Tutto in diretta ovviamente dallo studio principale di Radio Cantanola. Naturalmente voglio salutare anche gli amici che ci seguono da 80 Portale, 80035, un saluto anche ad Antonino Cassese e ai suoi collaboratori, grazie, naturalmente siamo visibili sia su Cantanola Gigli di Noi Radio che appunto Portale 80035. Vedo che le persone stanno votando per queste 9 canzoni in palio che adesso io vado ad elencare. Complimenti perché sono veramente, stanno facendo delle belle votazioni, ci sarà una scelta molto difficile dopo da chi vincerà le tre canzoni fra le 9 concorrenti, che sono Ortolano 1972, Festa di Peppe Carosone. Ecco, mentre il telefono squilla. Vabbè, rispondi, continuo io ad elencare. Bene, allora, anche perché questa sera avremo comunque degli ospiti, come abbiamo condiviso anche nella nostra pagina. Avremo la famiglia Caccavale, appunto i maestri di Festa 2026. Allora, dicevamo, per quanto riguarda le canzoni in gara, sono Ortolano 1972, Fiesta Peppe Carosone, Salomero 84, A più belle del rose, cantata da Enzo Parisi, Bettoliere 1973, Perché, Tonino Di Maiolo, Panettiere 1994, Nata canzone, Tino Simonetti, Barca 1980, A Varche dei Suon di Tonino Giuliano, Beccaio 1983, Agulano San Paolini, Carmine Parisi, Calzolai 1980, Tornatore, Domenico Rufino, Fabbro 78, Preghiere nascose, Mimmo Marotta, Sarto 1984 e Festa Paesà, appunto di Raffaele Caccavale. Bene, allora carissimi, andiamo anche sui thank you di Cantanola di questa edizione 2026, li elenchiamo, che sono appunto Carmine Napolitano fotografo, Minichini Meetings Club, Tutto Uffici Boffetti Nola, Citroën Iannicello Nola, Tenuta alla Marca Eventi Saviano, Bar Pesticceria Minichini Nola, Gruppo Vecchione Home, Gioielleria d'Amore via San Felice Nola, Pacchietta Ristorante Pizzeria Domicella, Falegnameria Telese Nola, La Gatta Abbigliamento Uomo-Donna, taglie extra large fino alla 10 XL, via Padula Brusciano, Pizzeria Gastone Cimitile, Studio Locale Raffaele Boccia, via 20 settembre San Giuseppe Vesuviano, Gioielleria Cirno Saviano, Antica Fioreria De Filippis, Corso Tommaso Vitali Nola, Neon Carm, Insegno Luminose Nola, E-Type Mode, Sartorie Marinare Modamare, Lulu Parfum a San Giuseppe Vesuviano e Cantanola Show. Eccoci qua, purtroppo era il nostro amico Raffaele Caccavale che per problemi di famiglia personali non può intervenire questa sera a telefono. Si scusa con tutti i nostri ascoltatori, con noi di Cantanola. Va bene Raffaele, riprenditi presto con il tuo familiare e ci sentiamo quando è più presto. La famiglia Caccavale, ricordo il Giglio del Bettoliere. Ciao Raffaele.
Allora Giorgio, a questo punto andiamo ad ascoltare queste 9 canzoni stupende e poi dopo facciamo ascoltare 3-4 canzoni, tutte quante, quello che stanno avanti, così i nostri ascoltatori si fanno un'idea. Intanto salutiamo anche qualche ascoltatore che sta interagendo con noi sia sulla pagina 80035 che su Cantanova Gigli di Novi Radio. Salutiamo Saverio De Rosa che ci augura la buonasera a te Saverio, e naturalmente è sempre un piacere leggervi. Se lui quello che ricorda è il cullatore di Gaetano Salese, se lui. Allora Saverio, sì, no, lui è stato un costruttore di gigli con la famiglia Telese, è iniziato, sì. E poi insomma uno degli storici, anzi l'occasione che se vuoi intervenire in diretta diamo anche il numero di telefono, un attimo prendiamo nota così lo mettiamo anche sul commento della nostra pagina. Allora intervenite in diretta, vediamo subito, così magari qualcuno che vuole intervenire, anzi pure te Raffaele Saverio, se vuoi intervenire ti segniamo il recapito telefonico, è solo un piacere sentire qualche impressione sulla festa dei Gigli. Questo naturalmente vale per tutti, potete sia scriverci WhatsApp oppure chiamarci telefonicamente. Allora, il numero, ti dico il numero. Sì. Allora, 328 così lo segniamo. 374 sì. 6437, potete intervenire in diretta radiofonica. Allora, 328 3746 437 perfetto, per intervenire in diretta. Perfetto. Va bene, l'abbiamo anche scritto, è un piacere sentirvi. Salutiamo anche Antonio Bruscino, anche lui ciao Antonio, ci saluta. Uno dei maestri di festa del 2028. Oramai incrociamo le dita perché... un in bocca al lupo all'amico Antonio Bruscino, che sono tanti amici, mi sembra una decina di loro che vogliono prendere il giglio. Ciao Antonio, buon ascolto. Adesso andiamo ad ascoltarci prima il riepilogo delle 9 canzoni e poi vedremo un pochettino i nostri ascoltatori se sono abbastanza afferrati per vedere chi sta avanti come canzone. Vai! Ascoltiamo quindi le 9 canzoni in gara, votate con messaggio con mail a cantanova@gmail.com, indicate il vostro nome, cognome e il numero di telefono perché sarete premiati anche voi. Ortolano 1972, Fiesta, Peppe Dal 1984, la più bella del Rose, Enzo Parisi. A più bello del Rose, certamente sei tu, a giocare del sogno, festa mia tu sei nulla di respiro, tu sei fiore stata primavera, tu sei amore, tu sei bene, tu sei fame, Torino 1973, Picchi, Tonino Di Maio. Lontana la voce di un bagnone, ma la disperso d'ore, a tempo di passione, tempo su una diamante, battendo una zammetta in un cammone, perché, non me la sa. Io
lo sapevo io una forastiera, sta festa che si bella come il mare, sti cuori che sono sempre innamorato, a tanto di me. Panettiere 94, nata canzone, Pino Simonetti. So chi sti giura, eternamente a gioia di mano, innamorata, nessuno può sapere, che sia risposta mica non va a te. Barca 1980, Varche dei Suoni, Tonino Giuliano. Questa piazza che catarana simpatia, si una creda un'allegria, è una festa sciamanata, ricorda Salorina, stava anche insieme a turca, c'è per te felicità. Beccaio 83, Urani San Paolini, Carmine Parisi. Ma parla brillante come il gioielliere, mi sei esposto per qualificare. Ma di da sta vetrina, fra tanta pizzerale, si trova una collana, una vera rarità. Sono un uomo solitario, unici cararo, ricciato qua passione, non mai. Ma perla, qua diamante, smeralda, qua marina, facciamo poco male, francesca di Calzolaio 1980, Tornatore, Domenico Rufino. un abbraccio, un sospiro, tanta felicità. Fabbro 1978, Preghiera della sposa, Mimmo Marotta. Oh, ma non poteva per la potella, si veglia donna, ma da non torna, tu sulla studiata viene alla maghetta sto pugnata, la madre ha detto male e con dolore, si non so degni di fare la valora, questi creatura mea gatto innocente, e prega con mi sposa e con la mamma, fammi sta grazia dopo di tornare, sogna quando parla una vigilia, che giuro con la stare a parlare. Salto 1984, è festa paesana, Raffaele Caccavallo. Questo pensiero, ma che ci parliamo sì, la fatta bruna, per questo cuore che mi fa morire, fiori d'amore, io mi se la postai lontana, campa d'amore, quando ritorno non si lascia m'abbracciare, pensi a te, con tanta musica io voglio sospirare, e cantando canzoni da figlia stupore mi sembra impazzire. Rambalona, rambalona, Benissimo, abbiamo ascoltato le 9 canzoni in gara. Giorgio, a questo punto vorrei fare un giochino per vedere i nostri ascoltatori se sono abbastanza ferrati su queste 9 canzoni. Voglio far ascoltare 4-5 canzoni, quello che se la stanno combattendo, e poi loro fanno un sondaggio, chi sta avanti. Va bene? Allora, io inizierei proprio con la canzone del Fabbro 1978,
Preghiera e una sposa di Mimmo Marotta. Facciamo questo giochino. Sì, permettimi prima di fare Sì. qualche saluto agli Vai. amici che stanno in diretta e che giustamente scrivono sia sulla pagina portale 80035 sia su Cantanola. Salutiamo anche Gianni e Anna di Somma che ci fanno i complimenti per la trasmissione. Salutiamo anche Toretto Nappa e salutiamo anche Paolino Parisi che ti saluta con Chiapparello sarebbe, giusto? Sì, naturalmente aggiunge vicino all'Ello anche Titti la Buona. Grazie Sì, Paolino. la mitica Titti la Buona. Allora faremo questo giochetto di 5 canzoni che se la stanno combattendo per vincere, solo 3 vinceranno, quindi vedremo un pochettino cosa diranno i nostri radioascoltatori. Iniziamo proprio come ho detto, Preghiera e una sposa del Fabbro 1978 di Mimmo Marotta. Quindi queste sono le canzoni che vi faremo ascoltare. Da votare. Canzoni per intero. Fino adesso avete ascoltato una sintesi che potrete riascoltare sia sui nostri canali social, Facebook e Instagram, ma anche su YouTube, Cantanola Gigli di Noi Radio, trovate appunto la sintesi con le canzoni da votare. Partiamo subito con il Fabbro, quindi Preghiera e una sposa. Fabbro 1996. Biagio Esposito e Pasquale Acerno. No, questa, chiedo scusa, no, abbiamo sbagliato, questa erano dell'anno precedente, andiamo su quella del 2026, che ricordiamo, Cantanola sono 9 edizioni, quindi ogni volta noi ci... L'anno prossimo si aggiriamo. aspetta la stella dello scudetto. La numero 10, sì. La numero 10, la stella sulla nostra Quindi maglietta. andiamo ad ascoltare Fabbro 1978, Preghiera e una sposa, cantata da Mimmo Marotta. Samba Ulina e guarda la sirosa, come sonno che la grama potella, si che la donna amata che non torna, tu solo studiamo può fare, viene alla maglietta sto pugnala, la madre ha detto care e colora, si non so degni dei palla pallora, basti creare da me gato innocente, te prego con mi sposa e con ma mamma, fammi sta grazia dopo di tornare, sogna quando parla una vigilia, tu giuro con me stare a parlare. Samba Ulina cosa fu tornata, o mi era camata una speranza, ma la figlia mia non sta in bandiera, Patricio c'è lo sa che sta città, io vera Samba Ulina la cadietta, voglio che me la dice la tua pura, fammi tu segna di una parola, Eva Marinda spina chi stupora, tu chiagna Samba Ulina io vera, o sposa mia sta buona fortunata, dico poca vita la figlia, che non ci fatta grazia cosa va. Samba Ulina e guarda la cugina, piezza perché senza sta pisodora, la rimada non è più carnala, passione di amore come te, tollega di una luce si condena, tu pure stai a provare che si emoziona, sono desideri tanto io d'ora, quando io momento a casa tagliata, sono da basti una chi sto gira, cosa mi ha detto che
vita con madremma nati parla, sa parte giovane non va a guardare. Sono davanti a una pistoleria, cosa ne dice che la sta scoppia, partita con madremma nati parla, sa parte giovane non va a guardare. Bene, abbiamo ascoltato così la prima canzone per intero, quella in concorso. Allora, adesso vogliamo dare un attimo pure qualche notizia che sia appunto per questa festa dei Gigli di questo Giugno Novano, che ormai davvero ci siamo addentrati dentro a questo Giugno Novano. Allora, sono state rese note anche le date per quanto riguarda i Gigli spogliati. Bene. Allora ricordiamo intanto che venerdì ci sarà la prima alzata della borda, quindi si entra proprio nel vivo di questo Giugno Novano. Per quanto riguarda quindi l'alzata della borda, ci sarà la prima borda venerdì 5 giugno, il Giglio del Sarto a Piazza Collegio. Allora andiamo ad elencare un attimo per quanto riguarda i Gigli spogliati. Bene, allora ricordiamo che l'alzata dei Gigli spogliati sono in programma per sabato 20 giugno e domenica 21 giugno. Sabato 20 giugno, quindi serale, quindi intorno alle 20, bene, ci sarà l'ortolano Paranza San Massimo, Trinchese, da Piazza Clemenziano appunto rimarrà sempre nella piazza. Poi il panettiere Paranza Stella da Corso Tommaso Vitale si dirigerà appunto a Piazza Ferrovia. Fabbro Paranza la Mondiale Barrese da Piazza Giordano Bruno appunto quindi rimarrà sempre nella piazza, ballerà sul posto. Sarto Paranza Impero Nolano da Piazza Collegio rimarrà sempre sul posto a ballare. Questo era per quanto riguarda sabato 20 giugno serale. Mentre per domenica ci sarà un solo giglio che alzerà di mattina, orientativamente alle 10, ed è il Giglio del Salumiere, trasportato dalla Paranza Pollicino, che appunto verrà posizionata a Piazza Paolo Maggio e ballerà sempre in loco. Mentre la sera di domenica 21 giugno alzeranno il Beccoliere Paranza Volontari di Nola da Piazza Collegio a Piazza Immacolata, il Giglio del Beccaio Paranza Gioventù Bruscianese da Piazza Marco Claudio Marcello appunto a Corso Tommaso Vitale adiacente alla Villa Comunale, mentre il Giglio del Calzolaio Paranza Orgoglio Nolano da Piazza Marco Claudio Marcello appunto ballerà sempre in loco. Questo per quanto riguarda domenica 21 giugno serale. Bene, allora noi volevamo ascoltare quindi un'altra canzone, vogliamo ascoltare ancora un'altra canzone di queste qua in concorso e poi ci dovranno dire i nostri ascoltatori appunto quale secondo loro sono in avanti. Allora abbiamo detto adesso ascoltiamo quella del Panettiere 1994, un'altra canzone, Paranza Barrese, difatti è diventato un po' questo slogan che è indicato nella canzone, è diventato molto popolare. Ve lo facciamo ascoltare e poi lo ripetiamo insieme. Cantata da Tino Simonetti. Sta festa che si bella come Natale, sti cuori che sono sempre innamorati, a tanto di nervosa di perché, so chi sti giura, eternamente a gioia di domani, un amore che nessuno può sapere, che stia risposta mica roba a te.
bella tutta architettata e non gioiello con una bella cara che lo sogno d'ora una carezza cara amore bene se lo può vedere e pastuccia sospira sta canzone appassionata parola s'andreccia da perché così straniera e canta insieme a te. Insuperabile parete a tutte conosciute e rispettate ora costruire stanno non tornare insieme a queste feste noi sapere sciogliete pure insuma la finestra sotto giglia segnale certo la storia di sta città lo scrivere si spalla la verità. Scioglie Fun, l'insuperabile sta sotto Giglio, è diventata iconica questa frase. A tutte conosciute e rispettate, molto succede stanno da tornare, insieme a queste feste poi sapere, scioglie pure, insuperabile strategia, si nave centro, basta questa città, lo scrivere si fa la verità. Salutiamo anche Feliciano Natalizio che ci ricorda lo slogan "Scioglite Fun, l'insuperabile sta sotto Giglia" di Salvatore Esposito Pipariello. Anzi, siete stati protagonisti bravissimi per il Giugno Nolano che abbiamo seguito e noi diciamo la matrice è quella di appunto rievocare le canzoni del Novecento che sicuramente hanno fatto scuola e quindi hanno bisogno sempre di essere ricordate, naturalmente che possano dare vigore a quelle che sono appunto le nuove melodie, le melodie moderne, senza dimenticare appunto quelle che sono le tradizioni. Feliciano, ti raccomando, vota anche te, ti raccomando. Allora, a questo punto sospenderei il giochino perché c'è stata una richiesta in privato da fare ascoltare, perché siccome dovevamo telefonare in diretta la famiglia Caccavale del Giglio del Bettoliere, purtroppo non può intervenire per motivi personali molto delicati, che poi spero che andrà tutto bene. Ascoltiamo questo middle live della famiglia Caccavale. Ciao Raffaele, ciao Rosario, ciao Felice, buon ascolto e bocca al lupo per tutto. Buongiorno Nola, eccomi, il sogno di una vita, un Giglio mio, lo dedico a te, che hai dato vita alla dinastia Caccavale, e oggi sono 76 papà. Sono ben voluta un padre volontari, ma io raccomando pochi sanno festeggiamo i 40 anni nostri, 40 anni di storia, a che mondo è mondo, non è mai si tra ragazzi come la nostra. Si dà vita mia, voglio, auguri vita mia! Dobbiamo fare questa dedica ai volontari. Tutti con le mani alzate, vi amo. Cantate insieme a me. Canzone sei?
che così sia, si arriverà qualche difficoltà, per San Paolino, però questo mancami, ove non ci chiami, sullo sguardo ne porta l'addamento due storie non sono cuore di nata, che strada si c'era per il 40 della più appassionante realtà, la che gareggia in questa città, 40 la che sta parlando e lei risponderà, vi amiamo! Tutti sanno, auguri volontari, ognuno è vostro suo invitato, tutti a noi, pronti! La soffuto il suo figlio toia, grazie dei brividi, grazie della grave gioia, tacera d'annugna, senza arretrare mai, spavarte storica, con le rughe e coi denti hai difeso sto nuovo mercato. Che volontari nascevano già, con la mano sul cuore ora grida vittoria, gladiatora mi manca la bontà, ora sempre sta città, tutto quanto con fuochi da luce per la vera papà, la storia piano piano, piano piano, ma così io, come pasino forte. Generale, spalletta sulla mia destra, via! Volete vedere girare i volontari? Lo facciamo tra una manciata di secondi. Raffaele, lo dobbiamo fare lento lento. Continuiamo a salutare gli amici che ci ascoltano, buonasera anche a te Angelo Pescitelli. Era il 1982. Grazie Nico. Stiamo ascoltando uno straccio appunto del medley del Vettoriere 2026. Tutti con le mani. Attimi correre per fare, non potrei grazie a te. Sanne Nicola figli, tutte figlie. Allora, approfittiamo questo sottofondo per riepilogare anche per quanto riguarda le alzate delle borde. Allora, abbiamo detto si apre subito con venerdì 5 giugno il Sarto a Piazza Collegio, 8 giugno Vettoriere Piazza Collegio, 11 giugno Panettiere Corso Tommaso Vitale, 13 giugno Fabbro Piazza Giordano Bruno, 14 giugno Beccaio Piazza Marco Polo De Marcello, 15 giugno Salumiere a Piazza Palomaggio e 17 giugno Calzolaio Piazza Marco Claudio Marcello, Ortolano 17 giugno Piazza Clemenziano e poi ricordiamo la costruzione della barca avverrà il 20 giugno in Vicolo Duomo. Ci aspetta troppo dura allora questo sempre il dominore, così io Perfetto Giorgio, salutiamo la famiglia Caccavalle per l'immensa festa del Giglio del Vettoriere, dovevano intervenire in diretta per problemi personali, non sono potuti intervenire. Allora noi continuiamo con il nostro giochino per vedere un attimino le canzoni che stanno in avanti. Io a questo punto metterei E Tornatore del Calzolaio 1980, quindi se sei pronto Giorgio vediamo un attimino cosa diranno questi nostri ascoltatori, cosa voteranno di queste nuove canzoni. Eccola qua. Di Nicola e Felice Natalizio canta Domenico Rufino, Giglio del Calzolaio 1980 e Tornatore. Signori, la canzone che ascolterete tra pochi istanti si ricollega idealmente ad un motivo di qualche anno fa,
Buongiorno Nanninetta architetture, dicevano i versi, ricordate? Ed ora auguri Nanninetta, ora è tornata, riprende il poeta. Ed una storia di dolore e di immigrazione si conclude felicemente nell'abbraccio della vecchia mamma col figlio ritrovato. Coppana l'uccello del Sabbiano e a casa in Anninella mamma tu aspetto figli suoi a tornare su trena da speranza e querilità che non sapere ma vinta sta stazione ieri mattina in coppo delle grandi c'è scritto aspettami di mano tornatore suona campano carmine sui cingano mattina oh solo sani e spalle una luce per da pillo prima treno sapere fin da stazione un abbraccio e un sospiro tanta felicità ma in mano del mio figlio sotto la scialle seta ricamato s'astriglia una comando innamorato mentre sto treno parte e se ne va la mano una voce mi callana la mattina auguri alla mia dove è tornato e dopo dove tutto vicinato di porte che qualcuno si mettono a guardare Dio compagni sciolo amici non passare sapendo che tornare o bene a trovare o solo salare e brasa che balcone se posano ballore tu sangue sta città Sono canzoni che rievocano ricordi come ci scrive Ricciardi Giancarlo. Io nascevo il 15 giugno di quell'anno, 1980. E sì, avete ragione perché siamo molto legati a queste canzoni. Salutiamo anche il nostro caro presidente Gaetano Vecchione. Buonasera presidente, ti aspettiamo presto. Naturalmente ai microfoni pure di Cantanola Gigli di Nora in radio. Allora abbiamo ascoltato quindi È tornatore Giglio del Calzolaio 1980. Allora hai fatto una sorpresa Rello questa sera, una carambata, devo maneggiare vicino al filo, una carambata. Se riesco a trovare il filo. Eccolo qua. Io il bicchiere di vino prima di iniziare non te lo devo far fare più perché vedo che insomma non è che ti porta proprio bene. Eccolo qua, basta pescare, tutto in diretta naturalmente su Cantanola Gigli di Nori Radio. Gli ho offerto una lacrima Cristi bianco prima di incominciare, però vedo che devo astenermi. Indovinate che abbiamo in diretta, indovina? Signore e signori, Feliciano Natalizio. Ciao Felice! Ciao ragazzi, buonasera, ciao Giorgio, ciao Lello. Ciao, buonasera. Che ne dici di E questa grazie per quello che state facendo. Grazie a te. Cosa ne dici di questa canzone che abbiamo appena ascoltato? Di Nicola e Felice Natalizio. Ma noi abbiamo un patrimonio musicale meraviglioso, abbiamo delle canzoni che davvero non hanno davvero nulla a che indicare alla migliore tradizione classica napoletana. Siamo noi stessi che a volte non abbiamo saputo apprezzarle, e lo dico con rammarico, però
Oggi, riascoltando questi brani, abbiamo veramente un patrimonio veramente importante di musica e di testi, ma soprattutto il valore che hanno anche nel narrare, nel raccontare la festa in tagli e immagini che sono completamente diverse da quelle di oggi. Guardate quanto oggi le canzoni sono riduttive e legate esclusivamente al Giglio. Guardate allora invece quanto fotografavano i periodi, la storia, quanto ecco, la storia degli emigranti che va via e lascia la madre, la storia di una mamma o di una moglie che sposa e che aspetta il marito che è malato e promette un giro a San Poi. Cioè raccontarci oggi attraverso queste canzoni è come raccontare una classica napoletana che racconta Napoli. In queste canzoni si raccontava davvero una realtà, una città, un amore, una fede intensa, immediata. È veramente bello ascoltare questi brani e ci danno proprio l'orgoglio di dire abbiamo prodotto questa qualità in questa festa. E oggi davvero è tutto molto sminuito, è tutto molto legato al vissuto, come dire, al consumo, un po' come la società. Del resto poi la festa cammina di pari passo con la società, c'è poco da fare. E quindi antropologicamente, lo dicevo anche il 31 maggio, antropologicamente la festa è così, va presso ai tempi. E quindi... Però guardate quanto sono belle queste piccole opere messe tutte insieme, quante parole sono rimaste poi nel gergo, come dicevi tu Giorgio, no? Parole semplici che però sono rimaste nella memoria di tutti noi. È veramente bello riascoltarle e fate un'opera importante, perché in questi tempi di rumori ascoltare queste melodie fa bene all'anima. Ok, Feliciano, allora per non essere desueti, no, cercare di essere comunque sempre attuali, quale sarebbe secondo te, tu che sei cantante, musicista, quale sarebbe la giusta sintesi per sia recuperare la tradizione canora, sonora della festa dei Gigli, che Ma io contraddistingue? dico che anche nella modernità ci sono tante buone cose, per l'amor di Dio, anche nei tempi moderni ci sono. Il problema è che sono proprio i tempi moderni che si mangiano molto spesso il tutto. Io quello che dico che a volte quello che noto è l'esasperazione anche nel voler scrivere delle cose, nel voler musicalmente essere così incisivi da sembrare quasi stancanti, no? Io dico che quello che bisogna recuperare, così come dicevo anche il 31, non è tanto la qualità, e anche quando mi dicono dei cantanti, no? Quando mi dici i cantanti non sono più quelli di volta, non è assolutamente vero. Oggi ci sono degli ottimi giovani cantanti che però purtroppo si adattano un po' a questo sistema che io definisco a volte anche, come dire, esasperato, sia musicalmente che vocalmente, che fa sì che sembri tutto profondamente confuso nelle canzoni, nei testi, nelle musiche. C'è tanta corsa frenetica. Ecco, bisognerebbe cominciare un attimino a frenare quella corsa frenetica, perché tanto il Giglio, così come tutto, ormai si alza con uno stacco, che non è nemmeno più il zazza inventato da mio nonno, ma è semplicemente una parola tronca, una parola di una paranza, intestazione, cioè quindi storia, trinchese, ecco, ormai si alza con le parole. Quindi voglio dire, non c'è bisogno di correre, ma cerchiamo di creare canzoni che siano anche melodiosamente belle da sentire, semplici, immediate, perché forse la semplicità è il segreto di queste canzoni, la loro genuinità, il loro entrare nel cuore. Ecco, noi abbiamo perso un po' questo col tempo, abbiamo un po' imbastardito nella frenesia della mazza, come si dovrebbe dire, abbiamo imbastardito un po' tutto. Invece l'identità, guardate quanta identità c'è in queste canzoni. Hai fatto ascoltare le canzoni del 78, dell'80, del 94, ma ci sono anche canzoni più recenti che hanno delle buone melodie. Adesso ti faremo anche votare, perché devi esprimerlo, so che è difficile, come dire vicino alla mamma qual è il figlio più bello, però insomma dobbiamo esprimere la tua preferenza. Io sono figlio di queste mamme, in realtà, perché sono tutte mamme belle, voglio dire. Io dico che veramente, prima ho ascoltato Preghiere con sposo e devo dire che veramente, ecco, riascoltandola veramente è un capolavoro di papà.
è una canzone che come testo, anche come musica, non ho fatto un tema musica, però il testo è veramente un testo sicuramente originalissimo nella festa, credo unico, non ci sia unico nel senso anche come tematica, e la modalità con cui è stata espressa è veramente particolare, il fatto che si racconti di questa moglie, di questa, ecco, te lo dico come mamma e come sposa, cioè il doppio impegno di una donna, no? La madre, la donna vista come madre, la donna vista come sposa, che dice riportami a casa il papà, riportami a casa il marito, è bellissimo questa immagine. Feliciano, vediamo all'evento che, voglio dire, ti vede protagonista insieme ad altri amici, è quello che si terrà martedì 23 giugno, ricordiamo, ore 19 dal centro storico, la serenata alla città di Carmine Parisi. La serenata alla città che fu, diciamo, l'idea del caro Carmine che purtroppo ci ha lasciati e poi, diciamo, per non far disperdere questa tradizione, insieme a Filippo Iannicello abbiamo deciso di continuare, insomma, in quel percorso, dando anche un risvolto sociale a questa manifestazione con un evento, come evento solidale, con al di là della musica. La musica passa in secondo piano, in quel caso è solo un modo per raccogliersi, stare insieme e condividere momenti di gioia partecipata, perché poi alla fine io penso che quello che in qualche modo le persone vogliono, e l'ho visto anche il 31 questo, vogliono partecipare, vogliono sentirsi vive nel loro folklore. Quindi la serenata della città è veramente qualcosa di gentile che cammina per la città e che non è invasivo, ma comunque partecipativo, bello, insomma, leggero ma emozionante. E questo è quello che mi piace di conservare, poi quello che poi era di Carmine, perché a Carmine piaceva questo, piaceva cantare, piaceva stare in mezzo alla gente, emozionarsi, quindi alla fine il messaggio di Carmine continua in questa idea, avendolo conosciuto so come la pensava su certe cose e anche sugli andazzi della festa su cui lui non era molto d'accordo, e la serenata è nata anche come forma di protesta ad una festa che nemmeno a lui piaceva più. È nata per quello la serenata, alla fine nacque così dall'idea di Carmine e poi piano piano, insomma, purtroppo lui ci ha lasciati e noi abbiamo cercato di ricordarlo con questo evento, ma soprattutto abbiamo cercato di dare a questo evento una valenza anche nel nome della solidarietà, e quindi è importante. Quest'anno i fondi andranno ad Umberto Barone, con il quale abbiamo collaborato più spesso quest'anno e abbiamo deciso di dedicare a lui quest'anno solare, e anche questa manifestazione vedrà la partecipazione solidale verso questo progetto di Azione Sorriso che lui sta portando avanti in Africa. In questo momento lui è proprio lì, è proprio nel Togo, sta proprio lì con la moglie. La maglietta sarà carina perché avrà sulla maglia ci sarà San Paolino, e sotto ci saranno, oltre al giglio, ci saranno anche i bambini africani insieme ai bambini novani disegnati sulla maglia, quindi è veramente un messaggio importante che, diciamo, la festa Amore senza confini, questa la vogliamo rappresentare attraverso un piccolo gesto di solidarietà che viene dai novani. Bene, allora noi ti ringraziamo durante questo intervento e ti dedichiamo un'altra canzone che è sempre inserita nell'ambito di Cantanola 2026 nona edizione, e che sempre di Nicola e Felice natalizio, è il Salumiere 1984 a Più Belle del Rosa. Va bene? Sì. Ti salutiamo, ce la facciamo Felice, ascoltare. grazie Felice. Un abbraccio ragazzi. Ciao, Grazie Buona poco. Grazie. Ciao. Esisto solo con un raggio, se spannessa vostri dolci, quando rose faccio, ne potessero vedere, a più bello di rose, certamente sento, a più caro di sogno, festa mia tu sei l'unica respiro, tu sei più stata primavera.
l'amore tu sia bene, tu si fai giovane. A più bello di Rose, Salomire 1984 di Nicola e Felice Natalizio, a cantare era Enzo Parisi. Facciamo ancora qualche saluto amici, bene, stasera ci seguite davvero in tanti, sia su Cantanova Gigli di Norin Radio sia su portale 80035. Allora salutiamo anche Enzo Napoli che appunto ci saluta, poi salutiamo ancora Ida Kovacs, ci auguriamo buona serata, e salutiamo anche Giovanni D'Avanzo, ritornello passato. Ci fa piacere insomma che questa sera in tanti state gradendo questo nostro format di Cantanola Gigli di Norin Radio, appunto quella di rievocare quelle che sono le canzoni del Novecento. L'ho detto, anche i saluti del presidente Gaetano. Oh, Gaetano, il nostro presidente. Ciao Gaetano Vecchione, buon ascolto. Il presidente di Cantanova. Ma tu mi stai vicino, quindi male non porti, tutto bene e sto cuore, per la mia gente, tu sei come te. Salutiamo anche Agnello, Daniela, Roberto, a più bello di Rose, ci fa piacere che apprezzate questa musica. Giustamente questa festa cara, questa forza e sta balanza, non si parlano suonare. Il voto è segreto però, Giorgio, nessuno si vuole sbilanciare. Sì, allora diciamo stiamo ricevendo diversi messaggi in direct sia sulle nostre piattaforme Instagram e Facebook, ma in verità contiamo anche qualche email a cantanova@gmail.com. Allora vi faremo poi sapere, penso la settimana prossima, la serata dove ci saranno le premiazioni. Ci sono delle cose in cantiere, non anticipiamo nulla. Ricordiamo che la settimana prossima andremo in onda giovedì 11 giugno, sempre ore 21. Quindi non mercoledì, ma bensì giovedì 11. Segnatevi l'appuntamento, e poi faremo la nostra locandina sulla nostra pagina di Cantanova. Un'altra bella canzone, sempre di Carmine Parisi, che adesso facciamo ascoltare, non lo so perché l'ho conservata per ultimo, non lo so, è A collana di San Paolino, del Giglio del Beccaio 1983, appunto A collana di San Paolino di Carmine Parisi. Di San Paolino, di Geppino Mele, canta Carmine Parisi. Se da l'appuntamento tutto te stiamo in campo a sta città, ma parlano brillando come il giornaliere, a mi si sposta per qualificare, ma di da sta vetrina, una tanta pizzerare, si trova una collana, una vera rarità, sono solitario, di unici carario, ricciato qua passione, qua perla, qua diamante, smeralda, qua marina, qua gemma, qua pomare, qua ci resta giocare. Se mette sta collana, pare una camellata società, che pesca sti colori, con manare su valere, si trova e guarda dopo una bagnata, e spiro in sti giri, ma basta passare, mezz'ora con l'ardente, che non si va pure che fuori questi romani, non ci guarda nei pensieri, ogni
amici, quei nemici, e vecchie quei maglioni, non c'è sta benedizione, e questo è la verità. Sfilano Sicilia e tornano a Siciliana, fanno poi da messi mortalare. Le strade non lo credo, si dice da sto coro mio ogni anno mi scoppia. E sempre a prima volta la vedo che si gira, la sente che si suona, la scopre sta città. Paranza di repubblica, sta gente la ragione, ognuno torna sotto, tutto con la alzata. La vita non vogliono, s'allonga come porta, ma che si dispera, la donna aspettare. Adesso, giusto per fare un riepilogo, naturalmente faremo ascoltare di nuovo la sintesi delle 9 canzoni in gara in questa nona edizione Cantanola 2026. Allora, vogliamo innanzitutto salutare ancora gli amici che ci seguono, oltre che su Cantanola GD di Nori Radio, anche su Portale 80035. Ringraziamo ancora una volta Antonino Cassese per questa sinergia, per questa collaborazione, proprio per voler dire che, voglio dire, le cose si possono fare insieme, sempre nell'intento reciproco, quello di dare un contributo a quella che è la nostra festa millenaria. Ognuno di noi la vive in qualche modo, noi cerchiamo sempre di comunicare qualcosa, un messaggio positivo, perché anche noi siamo degli appassionati, abbiamo fede e ci teniamo, insomma, però condividere queste emozioni. Bene, allora noi davvero siamo questa sera è volata per Lacrima Cristi Bianco, proprio ti ha fatto mettere le ali, ti ha fatto volare. C'è un'altra mezza bottiglia che ci aspetta, dopo ce la gustiamo un bel sigaro. Quindi una volta si diceva che qual è la Red Bull mette le ali, invece le ali te le ho fatte mettere con un Lacrima Cristi del Vesuvio bianco. Vedi, qualche altro messaggio non ci dimentichiamo, è arrivato? Sì, salutiamo ancora gli amici che ci scrivono, anche Giacomo Stefanile, buonasera a tutti, vi ringraziamo di questa bella partecipazione di questa sera. Ricordiamo che poi la potrete riascoltare sia sui nostri canali social, ma naturalmente la trovate poi integra anche sul nostro canale YouTube Cantanola GD di Nori Radio. Benissimo. Allora andiamo ad ascoltare questo. No, aspetta, adesso andiamo prima ad elencare i thank you di Cantanola, poi andiamo ad ascoltare di nuovo il riepilogo delle 9 canzoni in gara da votare. I nostri thank you di Cantanola sono Carmine Napolitano, fotografo Nola e Napoli, Minichini Meeting Club Eventi via Castelcicala Nola, sarebbe l'ex Santa Lucia, tutto ufficio Buffetti in via Saviano a Nola, Citroen Iannicello in via Variante 7 bis. Ciao Filippo, che presto sentiremo anche la sua voce con il Giglio dell'Ortolano. Tenuta la Marca Eventi a Saviano, Bar Pasticceria Minichini via Stella a Nola, Gruppo Vecchione Home, il nostro presidente, ciao presidente, Gioielleria d'Amore via San Felice Nola, Pacchette Ristorante e Pizzeria a Dovicella, Falegnameria Talese a Nola, La Gatta a Brusciano, Pizzeria Gastone in via Roma Cimitile, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, Gioielleria Cerno in via Ciccone a Saviano, Antica Ferreria dei Filippis in corso Tommaso Vitale a Nola, Neon Carm località Pizzone a Nola, e Caip Mod, Sartoria Marinare Modamare, Lulu Parfum e infine il nostro Cantanola Show con Titti Labona Eventi. Benissimo, andiamo ad ascoltare le 9 canzoni in gara e poi i saluti finali. Ortolano 1972, Fiesta, cantata da Peppe Carosone. Nell'armonia, da parte fino a me,
dell'arte che sta Spagna, del musica incorrida, finora sorrida, accetta che canta, che sta la vita, che sta dall'uomo, ultimamente si torna donna nascere, cantata sempre te, così scontata, con la colpa la te, che sta la vita, la rampa dell'amore, Visto solo con un accio Salomire 1984, a più belle del rosa, Enzo Parisi. se faccio ne potessero vedere a più bello di nostro certamente sei tu a più calde sotto festa mia così tu sei nuova di respiro cuore tu sei fiore stato primavera tu sei amore tu sei bene tu sei pareggio tu madre mamma Perché? madre mamma Bertolieri 73, Tonino Di Maiolo. lontana una voce di un bagnone ma la disperso cuore a pieno di passione che in posto una chiamata va dentro una zanna giunta un'anna perché non me la sa Panettiere 94, Nata canzone, Tino Simonetti. tua schiera, sta festa così bella come il mare, sti cuore da so sempre innamorata, a tanto di me può sapere perché, so Cristi giura, eternamente a gioia di domani, un amore da nessuno può sapere, che stia risposta mica non a te. Continuiamo con le canzoni da votare. Barco 80, Barca di Suono, Tonino Giuliano. questa piazza è più scritta, camarata simpatia, si una creda in allegria, è una festa sciamanata, ricorda San Marino, stava anche insieme a Turca, ciao per te città. Votate, votate, votate. Beccaio 83, a Collana di San Paolino, Carmine Parisi. Coppa sta città, ma parla brillante come il gioielliere, mi si sposta per qualificare. Ma di da sta vetrina, tra tanta pizzerare, si trova una collana, una vera rarità. Sono nuovo solitario, gli unici da raro, ricciato qua passione, non vai. Qua perla, qua diamante, smeralda, qua marina, solciano, profumato, frecce di caro. Carzolai 80 e Tornatore, Domenico Rufino. Non sospiro, tanta felicità. Fabbro 78, Preghiere una sposa, Mimo Marotta. San Paolino e guarda la filosa, come non poteva la mancetta, si figlia donna, ma da non torna, tu solo studiamo qua, viene alla maglietta sto pugnale, la madre a pizzocare e col dolore, si non so
fine il Salto 84 e festa paesa Raffaele Caccavale. Via sul mare questo pensiero, ma che scende la mosina fatta bruna, per questo cuore non mi fa morire, muori d'amore, io mi se quando stai lontano, Queste sono le 9 canzoni votate, poi ricordiamo ci saranno anche premi per coloro che hanno votato. Settimana prossima, ovvero giovedì 11, vi faremo sapere dove appunto ci sarà la serata Cantanola, quindi dove daremo i premi delle 3 canzoni che avete votato in più i premi a coloro che hanno votato. Allora vogliamo ancora qualche saluto, salutiamo Giacomo, salutiamo ancora Ida che ci dice che bella compagnia, grazie Ida, è una compagnia reciproca che ci siamo fatti in questa ora e che speriamo di rinnovare anche per le prossime puntate. Voi continuate a seguirci naturalmente su Cantanola perché sono in fermento diverse cose, poi man mano vi aggiorneremo. Ricordiamo una cosa, che la settimana prossima non andremo in onda di mercoledì, ma bensì il giovedì, sempre alle ore 21. Cosa molto importante. Poi vi aggiorneremo sulla nostra pagina Cantanola Gigli di Nola in radio. Vengo la sigla, saluti finali. Allora, intanto vogliamo ringraziarvi della grossa partecipazione di questa sera e siamo contenti perché che sia di vostro gradimento questo format di Cantanola. Naturalmente vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, come ha detto Lello, alle ore 21, poi man mano vi aggiorneremo sui nostri canali social. Grazie a tutti da Giorgio Napolitano E Lello De Lucia, grazie, il mio famoso bacio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Cantanola. Ciao, a presto, buon giorno Nolano. Viva Nola, viva San Paolino.